Domenico è stato un bravissimo poliziotto, un amico fidato e soprattutto un marito e un padre esemplare che lascia una famiglia in un dolore profondo e nel pieno sconforto così come tutti noi. Lui era in servizio al reparto prevenzione crimini dal 1996. In tutti questi anni i colleghi che hanno lavorato con lui e che lo conoscevano più da vicino lo ricordano con affetto come un lavoratore sempre attento, scrupoloso, molto preciso nello svolgere le sue mansioni e sempre disponibile. Ma era anche una persona con delle passioni, con degli hobby, il ciclismo e la motocicletta prima di tutto, che condivideva anche con i suoi colleghi amici, e il calcio, che lo portava spesso a seguire suo figlio di 17 anni negli allenamenti e durante le partite. Purtroppo questa mattina la scoperta della tragedia in cui diciamo è finito questo suo gesto eroico, che comunque ci riempie di orgoglio, riempie d'orgoglio tutti gli appartenenti della Polizia di Stato, perché Domenico ieri ha disperatamente tentato di portare in salvo un cittadino in difficoltà caduto con la sua auto all'interno di un fiume e purtroppo non è riuscito a portare a termine questa sua difficile impresa.